È praticamente tutto pronto per la partenza della terza corsa, una prova per cavalle femmine di 3 anni, non vincitrici di 5.000 euro nella carriera. Sono in 10 al via, netta favorita, Era di Luce Lux con il numero 6. Antonio Di Nardo, vincitrice in bello stile proprio venerdì a Monte Giorgio, ritorna in pista stretto giro di orologio. Autostart che si mette in movimento all'1 Evita Spritz, 2 Elite, 3 Senza Piccante, 4 Ellie May Dipa, 5 Erba Luce sì, 6 Era di Luce Lux, seconda fila 7 Ellie delle Naldine, 8 Elesar Gad, 9 Letta Pax, 10 Estanoce. Autostart che inizia a prendere velocità, problemi per Senza Piccante, che non vuol saperne di partire. E l'autostart lascia le concorrenti con veloce dall'esterno proprio la favorita Era di Luce Lux, che si va ad installare al comando nei confronti di Ellie May Dipa, terza posizione per Numero Elite, mentre 3 Senza rimane Piccante all'esterno per il squalificato. momento Erba Luce sì, che però parcheggia seconda sulla rottura di Ellie May Dipa, che sbaglia a metà della prima curva. 14,7 per il lancio, Era di Luce Lux ha preso la testa facilmente e rimane netta leader su Erba Luce sì, terza posizione per Elite, poi Evita Spritz all'esterno prova l'avanzata Estanoce, 31 per il primo quarto di gara, muove al largo Elite in anticipo su Estanoce, si scopre ovviamente con il ruolo di controfavorito. Luca Lovera non vuole rimanere chiuso terzo in corda, prova ad avanzare 46, comunque per i primi 600 metri di corsa non va proprio piano. Era di Luce Lux che si mantiene salda battistrada, sempre su Erba Luce sì ed Elite una accanto all'altra, entrambe però hanno perso un paio di lunghezze dalla leader che fa 1 minuto e 8 decimi per il primo giro. Erba Luce rimane seconda, terza posizione per Elite, poi Evita Spritz, quindi via via gli altri con Elesar Gad in quinta posizione. Il chilometro se ne va in 1:15,7. La mossa da parte di Evita Spritz che scavalca Erba Luce sì e cerca di portarsi su Elite. Tutto questo succede una quindicina di metri dietro alla battistrada Era di Luce Lux, che ha fatto 1:34 per i primi 1200 metri di corsa, ha un paio di lunghezze da gestire nei confronti di Evita Spritz che prova ad avvicinarsi, poi Elite in terza posizione mentre si muove Letta Pax per le altre piazze. La retta d'arrivo per Era di Luce Lux che allunga, si mantiene in netta evidenza Era di Luce Lux che vince come vuole, raddoppia il successo di venerdì a Monte Giorgio, facile con Antonio Di Nardo, al secondo finisce Evita Spritz, al terzo Elite. 2 minuti, 1:14,9 ragguaglio cronometrico. Facile assunto in percorso di testa per Era di Luce Lux, Antonio Di Nardo, Gennaro Casillo, i colori della scuderia Conni. La vittoria della figlia di Oro Puro Bar e Nibet LB, coast to coast, senza alcun problema per l'allieva di Antonio Di Nardo, Gennaro Casillo e la scuderia Conni.